Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longe dallo stadio sportivo Salvatore Favazza di Terrasini e benvenuti alla seconda giornata di prima categoria girone A. Benvenuti a Renzo Piccolo Terrasini contro Città di Monreale. Eccolo qui l'ingresso in campo delle squadre. A comandare l'ingresso il signor Giuseppe Laporta della sezione AIA di Palermo. A seguire invece Amedeo Vassallo, capitano del Monreale, e Di Piazza, capitano del Renzo Piccolo Terrasini. Squadre schierate alla metà campo, arrivano da un risultato: il Terrasini padrone di casa in maglia gialla, Monreale in maglia gialla, Renzo Piccolo maglia bianca, Renzo Piccolo Terrasini che arriva da un pareggio per 2-2 alla prima giornata. Città di Monreale che arriva invece da una partita ricca di emozioni ma persa per 4-6 in caso alla prima contro il Ribera. Tutto pronto per iniziare? Sorteggio tra i due capitani, tra Vassallo e Di Piazza. Di Piazza sceglie il lato, Vassallo sembra aver scelto di toccare questo primo pallone per iniziare con la palla ai tre piedi. Ci sono ritorni importanti nel Monreale, torna in porta Giuseppe Tafuri, ritorna in attacco su Cameli, mentre il turno di riposo per Ferreri. Oggi la squadra di Mister Maggio, un mix tra rotazioni, ritorni in campo, ma con voglia di trovare i 3 punti dopo la partita di domenica scorsa, in cui sono riusciti a trovare 4 gol, ma subirne 6 è stato anche argomento di colloquio, discussione con l'allenatore e col capitano questa gara. Oggi siamo qui, giornata e ambiente perfetto per goderci una sana partita di calcio come piace a noi. Ricordo, dopo la collaborazione stretta con Fil Rouge, siamo in live anche dal centro sportivo Petropisani per la gara di giovanissima elite tra Buonpastore e Calcio Sicilia. Ore 17, a seguire invece si giocherà Allieve Elite Under 17 Buonpastore contro Cus Palermo. Noi restiamo qui in campo, domani altri appuntamenti, ma godiamoci questa giornata, godiamoci questa partita, facciamo partire tutto. Il tabellino so che ha ricevuto tanta approvazione dagli spettatori da casa. Sono contento di questo e del supporto che stiamo ricevendo sul nuovo progetto di TV La Voce del Campo. Attenzione sul fischio da parte del direttore di gara, che è impegnato a svolgere i soliti check, i soliti controlli, riti pre-partita. Per il resto il primo pallone sarà per la Città di Monreale. Oggi in trasferta qui in questo splendido campo, con splendida struttura rinnovata per volere del comune di Terrasini, lo stadio Salvatore Favazza. Pronti a cominciare? Vediamo quando arriverà il fischio del direttore di gara. Sta per iniziare quindi questa seconda giornata di prima categoria siciliana girone A. Si comincia Terrasini contro Monreale, Terrasini in maglia bianca alla sinistra dei nostri schermi, Monreale invece Terrasini in maglia gialla alla destra dei nostri schermi, Monreale in maglia bianca alla sinistra. Gestione Tafuri, tocca il primo pallone della sua partita. Alessandro Marino ora caricato ad andare lungolina, al suo esordio titolare in questa stagione, è entrato ritagliandoci una buona mezz'ora settimana scorsa, oggi scelto dal primo minuto da parte di mister Sergio Maggio. Di Stefano, tocco giallo, rimessa da tale per il Monreale. Ricordo chiaramente 2 tempi da 45 e si può giocare col possesso che resta bianco sul lato opposto ai nostri schermi. Poi c'è un contatto falloso, va giù un giocatore per la formazione ospite, il calcio punizione che sarà per Renzo Piccolo Terrasini. Giocata lungolina, vuole salire la formazione in maglia gialla, cerca di portarsi in avanti con Oliveri che scarica, tira sull'appoggio e la gestione di Vassallo e ricomincia da dietro senza fretta, senza voglia di forzare l'azione. Salita avanzata a Renzo Piccolo, sempre sul lato di destra, cercando di avanzare, va a contrasto con un difensore monrealese e rimessa laterale per il Renzo Piccolo Terrasini. Palla in mezzo, messa bene qui su un tentativo di inserimento di un attaccante del Terrasini. Arriva la buona uscita sicura, attenta, ritorno tra i pali da parte di Giuseppe Tafuri, uno dei più idolatrati di Monreale, il portiere di Monreale. Giuseppe Tafuri lancia lunghissimo qui a cercare gli attaccanti, potrebbe inserirsi su Cameli, occhio su Cameli, mette in difficoltà di difensore avversario che costringe così allo bianco a mandarla via in calcio d'angolo per il Città di Monreale. Prima occasione quindi dalla bandierina, prima chance da palla inattiva, si presenta alla bandiera di sinistra la formazione ospite del Monreale.
giocata corta sullo schema, occhio al destro, sul secondo palo, deve allungarsi Capitan di Piazza, allontana, esce via con i pugni mandandola via in calcio d'angolo, ma dalla bandiera di destra sembra candidarsi questa volta invece Capitano Amedeo Vassallo per il Monreale. Da questa angolatura riusciamo ad avere un'inquadratura perfetta per la visione della partita, spero che da casa riusciate a vedere e sentire il migliore dei modi e che apprezziate il nostro servizio. Vassallo ci pare a mettere una buona palla in mezzo. Cross in mezzo sul primo, deviato, non arriva la palla a destinazione, ma c'è un'altra occasione, replay della bandiera di destra, ancora Vassallo pronto per metterla in mezzo. Amedeo Vassallo, cross sul primo, tolta Renzo Lo Piccolo che ora sale. Arena gioca da Vassallo che rientra dal fuorigioco, pronto per poter sferrare un'altra giocata. Destro deviato, cerca di infilarsi in mezzo al campo così Tusa. Ora vuole uscire Renzo Lo Piccolo, lo fa bene con l'aiuto dei suoi compagni, con l'uscita palla al piede. Occhio al contropiede sul lato di destra da faccia Renzo Lo Piccolo, passaggio deviato quello di Giovanni Vassallo e ritorna da Tafuri. Il Monreale ricomincia servente affidandosi alla gestione palla al piede di Tafuri. Umberto Marino ora. Lancia in avanti verso Di Stefano, anche lui a gol, ottima sponda, anche lui al gol la settimana scorsa, così come Grimaudo incaricato di questa gestione, ma la palla ritorna dietro, scappa dalle parti del portiere, scappa dalle parti di Piazza mentre prende ampiezza il Renzo Lo Piccolo Terrasini. Palla in mezzo al 10, libero di portare, Ancione vuole gestire mentre apre tutto, sventaglia, dove sembra essere ben posizionato Gabriel Manno, che bene qui nell'aprire il corpo ritorna sullo scarico dietro da Tafuri che la fa volare via più lontano che può. Di Stefano anticipato da Di Piazza, ora da una porta all'altra, da un'area di rigore all'altra arriva il possesso, sembra esserci stato una deviazione bianca, infatti è così, è rimessa la tale per il Renzo Lo Piccolo Terrasini. Ora lungo linea, toglie Alessandro Marino, può impostare un'altra volta ancora. Si ricomincia, palazzette, gestione Renzo Lo Piccolo, torna dietro, scarico servito, un poco in maniera incerta la Di Piazza che deve rincorrere questa palla per evitare il calcio d'angolo, ma la porta è scoperta, occhio, Di Piazza gioca sui lati, alta la pressione del Monreale, ha toccato per ultimo Amedeo Vassallo. Bravo qui Renzo Lo Piccolo a ritagliarsi questa deviazione, a tenere la palla così tra le mani. Grimaudo di testa vuole Vassallo, palla contesa, la meglio il capitano della formazione normanna. Tusa lavora in mezzo al campo, Vassallo ora. Marino, palla sui lati, vuole uscirla a Manno, è la seconda volta già che si interscambiano i due terzini già, Marino e Manno, chiamati più volte allo switch sui lati. Ora occhio alla sovrapposizione, se verrà servita invece no, Sucameli va dentro alla ricerca di Grimaudo, palla che risulta lunga, manca l'aggancio qui sul cross di Sucameli, termina oltre la linea di fondo e sarà rinvio dal portiere in favore del Renzo Lo Piccolo Terrasini, in favore di Capitano di Piazza per la squadra di casa. Di Piazza fa salire i suoi, alza il baricentro dei suoi ragazzi. Lancia lungo Di Piazza alla ricerca dei centravanti, bene così Umberto Marino in testa a toglierla. Palla girata sui lati, si sgancia, bene Gabriel Manno, anticipo riuscito. Ora palla a metà contata tra Vassallo e Marino. Marino protegge così l'uscita del pallone. L'ultimo tocco è giallo, rimessa tale che sarà per i ragazzi in maglia bianca del Città di Monreale. Rizzo, l'incaricato di oggi ad accompagnare Marino in veste di difensore centrale. Riposano Ferreri, Forzi e Lepre. Dare spazio a Marino adattato difensore centrale e Gianmarco Rizzo che resta uno degli impiegati abituali di mister Sergio Maggio, pronto a dare supporto su richiesta del suo allenatore come la stagione passata. Gestione Monreale, spingendo a sinistra, Arena protagonista di una gran doppietta settimana scorsa, qui vuole far correre Sucameli, deviazione dei padroni di casa, deviazione del Renzo Lo Piccolo, rimessa laterale che sarà per il Monreale. Si gioca al limite, tentato un cross che arriva, Grimaudo esplora la porta, serve la sponda per Vassallo, Vassallo
destro a cercare la porta di piazza, deviazione ma la palla resta ancora lì, in contesto una serie di rimpalli che forse favorisce l'uscita del Renzolo Piccolo, deve giocare con calma qui Marino, apre di prima verso il suo numero 10 Francesco Arena, Vassalla ancora al limite, ha lo spazio per il destro, non riesce a rendere al meglio l'idea sulla giocata, ma la tiene ancora il Monreale, si affida al giro palla lì sotto gli occhi di mister Maggio, Alessandro Marino, bene, con calma, apprezza il mister, allarga tutto ora per Manno, Gabriel Manno, Francesca Arena alla ricerca del cross, bene qui al centrarsi col mancino, ma arriva una buona lettura puntuale da parte di Procida che manda via, sarà calcio d'angolo, il quarto calcio d'angolo per il Città di Monreale, il terzo dalla bandiera di destra. Non è calcio d'angolo ma è rimessa laterale, l'arbitro corregge la mia comunicazione, rimessa laterale, già battuta da Manno, Tusa, rincora l'uomo alle spalle, vuole girarsi, Tusa, messo giù in maniera del tutto regolare, intervento dritto sul pallone da parte del giocatore del Renzolo Piccolo, la palla termina tra le mani di Gabriel Manno, Di Stefano, solita posizione spalla alla porta, arriva una trattenuta e comincia quindi la storia di Di Stefano sugli scontri accesi su un attaccante come lui, è inevitabile trovare questi tipi di duelli. Palla dietro, vuole uscire e prendere metri, palla al piede così cannata. Apertura sui lati. La gestione ora per il Terrasini che spinge in area di rigore cercando di trovare uno spazio dentro l'area. Arriva una copertura sicura da parte di Gianmarco Rizzo che manda via in rimessa laterale per il Renzolo Piccolo Terrasini. Occhio alla rimessa lunga a cercare i ragazzi in aria. E questo è quello che sceglie il giocatore padrone di casa. Rizzo di testa salta, arriva in anticipo e sarà calcio d'angolo per il Renzolo Piccolo Terrasini. Calcio d'angolo sul lato opposto ai nostri schermi, da cui vediamo benissimo lo sviluppo che prende l'area di rigore sui blocchi che si vanno a formare. Comanda la difesa Amedeo Vassallo. Cross col destro ad uscire, occhio al colpo di testa da parte di Cannata, va giù, contatto regolare, Grimodo la fa volare via, mentre Sucameli deve tenerla. Vassallo, lotta lui, gestione di Giovanni Vassallo, duello con Amedeo Vassallo, occhio qui, Giovanni Vassallo, numero negato, non glielo concede Grimaudo, resta lì, va giù e Vassallo prova ad andare alla ricerca di Di Stefano, non c'era contatto su Grimaudo, lascia proseguire il gioco il signore Laporta. Rizzo ancora di testa in anticipo sulla palla diretta verso Burgio e sarà rimessa laterale per il Renzolo Piccolo Terrasini quando siamo intanto al 10° minuto puntuale preciso del primo tempo di gioco, fin qui 0-0, gara ancora all'alba, partita a rete inviolate per il momento, sono passati solo 10 minuti, gara del tutto ancora in fase di stallo. Ricordo la situazione in classifica dopo la prima giornata, Renzolo Piccolo Terrasini quota un punto dopo il pareggio col Marsala, Città di Monreale 0 punti dopo la sconfitta per 4-6 in casa contro il Ribera 1954. Gianmarco Rizzo, Tafuri, larga a destra Manno, preferisce giocare corto sulla giocata più semplice verso Umberto Rizzo. Rizzo Tafuri, arriva verso Umberto Marino, eccolo qui Rizzo, Gianmarco Rizzo. Il lancio lungo, la difende Di Stefano. E ora è da considerare il nuovo assetto tattico rispetto all'anno scorso del Città di Monreale con Sucameli che faceva l'attaccante centrale, ora spostato più sui lati, come visto più volte anche l'anno scorso, ma impiegato di meno rispetto al suo utilizzo da centravanti puro, con Di Stefano che va da difensore, da attaccante pieno in avanti a difendere questi palloni spalla alla porta, permette più spazio e possibilità di svariare il suo compagno di reparto Sucameli, in grado di sfruttare lavori difesi e le sportellate di Stefano per andare sullo spazio e sulla corsa. E calcio di punizione, fallo commesso da Sucameli, c'è Arena che può battere questo calcio di punizione alla ricerca dell'area di rigore avversario o addirittura, chissà, alla ricerca della porta, visto il gol trovato da circa la metà campo settimana passata. Giocata corta invece, Tusa
arriva la tre quarti, vuole metterla in area, la toglie Renzo Lo Piccolo, sale la squadra di casa, Vassallo va in palleggio, occhio alla deviazione, resta ancora tra i piedi le maglie bianche, invece Nora contropiede di partenza, va in un 3 contro 2, va in avanti Renzo Lo Piccolo sulla fascia di destra, Vassallo vuole servire il cross dentro, grande qui la copertura, la deviazione di Manno che rallenta l'avanzata permettendo alla difesa Morale di tornare, ma ancora sotto assedio qui, Tafuri esce con i pugni, in maniera imperfetta ma si aiuta bene con Arena, scivolata dura ma regolare, Marino senza mezze misure sul pallone, si ritaglia la rimessa laterale a favore. Ne esce da una situazione non troppo semplice il Città di Monreale, lo fa con i propri terzini, Manno e Marino. La palla che torna per la squadra ospite, rimessa laterale Monreale. Occhio, manda via Cannata, palla che termina via fuori dalla struttura, rimessa laterale per il Città di Monreale all'arrivo del nuovo pallone. Palla giocata, Di Stefano torna dietro, Rizzo forse dà priorità a togliere su una palla leggermente lenta, Arena ora lavora e scarica verso Vassallo, mentre va alla ricerca di Sucameli, mette giù, occhio al cross sul lato di destra un po' fuori misura, dove riesce soltanto a strappare così una rimessa con le mani, pronto a battere così Gabriel Manno. Manno cerca Di Stefano, questa volta non tocca, Di Piazza la chiama a gran voce, la palla arriva sua dentro l'area di rigore, per giocarla corta rapidamente da Ancione. Occhio alla salita di Renzo Lo Piccolo, va a velocità sul lato opposto ai nostri schermi, si sviluppa maggiormente lungo il lato di destra il gioco delle entrambe le squadre, quindi lato di destra per Renzo Lo Piccolo, lato di sinistra per il Città di Monreale. Quanto sta sul lato opposto ai nostri schermi, gestione in mezzo al campo, Vitale, appoggio dietro servito, con calma poi si va sotto di noi dalle parti di Procida che serve la corsa del 9, buona qui l'anticipo, la copertura di Manno su Alaimo, arriva prima a toccare, concede una palla agli avversari, ma sarà semplice rimessa laterale per il Renzo Lo Piccolo, dovrebbe essere così. Sì, rimessa laterale come indica il signor Giuseppe Laporta della sezione AIA di Palermo. Rimessa lunga a cercare l'aria, palla che resta lì, Rizzo, Vassallo, è pronto Di Stefano a disturbare il difensore avversario, Cannata tocca, la manda via. È rimessa laterale per il Città di Monreale, con Emanuele che arriva per batterla. Manno vuole Di Stefano ancora a fare il lavoro sporco contro Zerillo, non c'è niente per l'arbitro, lascia proseguire il gioco, sarà rinvio dal fondo, rinvio al portiere per il Terrasini. Apertura di Ancione, gioca sulla fascia Renzo Lo Piccolo, Arena va a contrasto, rimessa laterale Renzo Lo Piccolo, Terrasini. Lì sotto gli occhi Giorgio Gullo, social media manager del Monreale, batte veloce Terrasini. Un tentativo di spinta di Arena. Sucameli deve difendere in mezzo a troppe maglie gialle, non può passare. Recupera quindi Ancione, deve lottare contro l'avversario. Ancione gestisce il numero 10 del Terrasini, passa su 2. Bene, gran giocata da parte del centrocampista di casa. Rizzo chiude l'anticipo, anticipato pure Di Stefano, rimessa evitata, resta in campo, resta tra i piedi di Cannata mentre si abbassa sotto linea di palla Zerillo, pronto a ricevere qui dal suo capitano Di Piazza. Zerillo ritorna da Di Piazza, attende al limite il Monreale, lancio lungo di Piazza, arrivando oltre la metà campo, Marino copre, Manno deve difendere questa palla trattenendola in qualche modo con mezzo alle gambe, Marino Vassallo, tocca ma non basta, Zerillo scappa dietro, si affida nuovamente al suo capitano, al suo portiere Di Piazza. Lungo Di Piazza, appoggio riuscito, occhio all'apertura da parte di Vitale che va alla ricerca di Procida, c'è la corsa anche di Mano a chiudere, occhio a Procida, sterza, manda fuori tempo l'avversario, cross era sotterra, Umberto Marino in due tempi con un leggero rischio
Ancora gioco però, Vitale. Palla dentro, Rizzo allontana, Marino evita il calcio d'angolo per poi spazzarla via da Vassallo. Bene qui, 2 tocchi, pulisce il pallone, Tusa la gira, incaricato di smistarla, ne esce bene il Monreale, Marino. La Sucamelli che si abbassa, ora si va alla ricerca del centravanti, Arena viene servito su una palla opposta alla propria richiesta, sulla corsa era la richiesta di Arena, è arrivata una palla invece sulla posizione di Sucamelli, ma fatto sta che il Monreale la tiene ancora a 3 piedi gestendo questo possesso, gestendo questo risultato di 0-0 dopo 17 minuti e 40 circa. Alessandro Marino, tocca errato, palla riconsegnata ad Ancione, che è abile nel palleggio e nel dettare i tempi di gioco della sua squadra, aprendosi i lati ora. Qui palla che sembra essere un po' lunga, non arriva a Burgio, è rimessa laterale per il Città di Monreale. Rimessa laterale per la formazione ospite, che senza avere il numero in mano mi sembra di poter dire anche senza certezza numerica, è la squadra che ha toccato più volte il pallone con più possesso palla, ma Renzo Piccolo resta ancora in completa gestione della partita. Gara, come dicevo, ancora in fase di stallo, si stanno studiando le formazioni cercando di affrontare i primi colpi. Proci da volo un numero, riesce per poi andarla a metterla dentro. Occhio all'intervento imperfetto di Marino Arena, fatto sta che Alessandro Marino la fa volare via più lontano che può. Alla metà campo si lotta per questo pallone, commette fallo su Camelli secondo il signor Laporta, ferma il gioco, assegna calcio di punizione per il Renzolo Piccolo. Calcio di punizione Renzolo Piccolo Terrasini per un fallo commesso da Sucamelli. Andrà a battere Ancione questo calcio piazzato. Vedremo se giocherà corto su uno schema oppure se andrà dritto col lancio dentro l'area di rigore. Sembra essere più plausibile la seconda opzione. Lancia Ancione alla ricerca del limite dell'area. Battuta in maniera rivedibile questo calcio di punizione. Ora Grimodo vuole far risalire così in contropiedi suoi. Di Stefano tocca, manca lo scarico. C'è fallo sul raddoppio del 6 e del 7 del Terrasini. Commettono fallo lo Bianco e Vitale su Di Stefano all'altezza della metà campo. Calcio di punizione in favore delle Città di Monreale. Calcio di punizione Monreale dopo 20 minuti 0-0 fin qui in questa seconda giornata di prima categoria siciliana, Girone A. Umberto Marino, Gianmarco Rizzo, Tusa, appoggio riuscito, Rizzo, Marino ancora, con calma può gestire, occhio che arriva l'avversario, infatti il lancia lungo cercando il suo riferimento in avanti, la stella polare di Stefano che stavolta però sbaglia l'appoggio alla sponda di testa, trovando una nuova gestione da parte di Giovanni Vassallo. Bene qui nel girare, bene nell'andare dalle parti del 9 che rientrava dal fuorigioco a detta del direttore di gara, fuorigioco di rientro di Alaimo, gioco fermo, palla che tocca e torna al Monreale dopo questa interruzione del signor Laporta. Ancione, ancora la ricerca di Alaimo, mentre da prendere stretto qui Tusa commette fallo su una buona difesa del pallone utilizzando il corpo, abile nel trovare il contatto Alaimo, sentire lo spintone andare giù. L'arbitro concede calcio di punizione. Ancione, apertura a destra dove vuole spingere Renzolo Piccolo mentre Marino insegue, traversone in mezzo, Tafuri la chiama, la blocca e la fa sua Giuseppe Tafuri. Grimaudo mette giù, può girarsi e puntare, Grimaudo se ne libera per cercare Vassala, anticipo di cannata mentre Arena scivola, la palla torna ora per i ragazzi delle Terrasini con Vassallo Giovanni servendo il suo numero 7, sbaglia qui il tocco, palla riconsegnata di fatto a Giuseppe Tafuri che va sicuro sulla presa, pronto al lancio lungo, lunghissimo come sa fare lui. Palla tolta, rimbalzata via, Arena prova a tenere uno sconto tra numeri 10, tocca Ancione, vola per Sucamelli, può pensare pure al tiro, Di Stefano scarica dietro, Arena ancora lavora questa palla mentre Vassallo
la gestisce al limite, vuole andare dentro, deviazione, medio vassallo, arena anticipato, anticipo vincente del Terrasini, Omanno a Laimo, perdono di vista il pallone, e quello lì che si infila vassallo, che viene messo giù da Laimo, fallo commesso dal 9, danni del capitano del Città di Monreale, calcio di punizione che sarà per la formazione ospite, per la formazione normanna. Esatto a metà del primo tempo di gioco, 22:30 segna il cronometro, fin qui parità a reti inviolate per le due formazioni. Vassallo, bella questa palla morbida in aria, blocca di piazza, va giù dopo uno scontro col suo difensore. Tutto nelle norme di gioco, si può continuare. Lungo di piazza, vuole la metà campo, trova però soltanto Alessandro Marino. Mezzo tocco impreciso, non trovando compagni e maglia bianca, solo un largo spazio per Ancione in grado di impostare e girarla a destra. Grande il numero, Vassallo gioca bene a metà campo, Renzolo Piccolo Terrasini. Ancione vuole mandarla via, Tafuri sicuro sulla presa ancora, come sa fare lui. Giuseppe Tafuri, come dicevo, il portiere di Monreale, idolo dei ragazzini monrealesi, con la sua bavera che difende durante il periodo estivo nel torneo dei quartieri di Monreale. Ma qui ci sono tanti giocatori che rappresentano veramente una personalità ben chiara per tutta la città di Monreale. Occhio al lancio però, Tafuri esce, la palla è sua. Blocca da fuori, va giù, Vassallo può ricevere, la palla però arriva prima a Tusa, controllo, orienta, si gira e porta palla prendendo metri, arrivando alla metà campo. Vassallo lo aspetta, cerca un'imbucata verso Di Stefano, in corsa contro Cannata, arriva prima Di Stefano ma non riesce a tenerla in campo, va giù su un contatto 3-2, sarà semplice, rinvio dal fondo secondo l'arbitro, non c'è contatto falloso, rinvio dal fondo per Renzolo Piccolo Terrasini. Ancione apre a destra, sulla salita palla al piede, sulla solita fascia di gioco del Terrasini. L'arbitro vede un ultimo tocco giallo, protesta la panchina di casa e quindi rimessa laterale per il Città di Monreale. Rizzo torna da Fury, che ha le doti, le capacità di impostare pure con i piedi. Tafuri Rizzo gioca dalle parti di Tusa. Tusa Alessandro Marino. Occhio alla ricerca ancora di Di Stefano, anticipato la Cannata e qui Maggio, mister Maggio Cigliarizia con lo splendido controllo su questa pallata. Palla Di Stefano. Gioca il Città di Monreale, Vassallo preso forte, preso duro, non c'è fallo, si va così in ripartenza con un contropiede verso la ricerca di Alaimo, non trovato, da fuori ritorna in area, la palla arriva tra le sue braccia. Umberto Marino sale con la palla tra i piedi Marino, arrivando circa alla metà campo. Marino vuole Grimaldo, il velo verso Di Stefano, buona l'idea, non lo realizza però. L'ultimo tocco del difensore di Renzolo Piccolo, rimessa laterale per il Città di Monreale. Manno batterà lui con le mani, sempre da Di Stefano, di testa tocca da Grimaldo che non può arrivare però. Su Cameli in pressione, scappa Vassallo con la palla tra i piedi, cerca di superare pure Arena che mette il corpo davanti, difende così con lo scarico dietro da Alessandro Marino e poi palla orizzontale, non molto invitante ma efficiente nell'arrivare a destinazione al suo centrale e al suo fratello Umberto Marino. Fallo subito su Cameli, calcio rifilato invece questa volta da su Cameli, sarà calcio di punizione da una mattonella veramente interessante per provare ad andare addirittura dritta in porta. E calcio di punizione per il Città di Monreale.
Vedi che la ringhiera non cade, non cade la ringhiera. L'arbitro compone la barriera mentre ne vengono richiesti per essere 4 dal portiere Renzolo Piccolo e così sistema proprio la barriera. Noi torniamo a usarci questo calcio di punizione. Vediamo chi va. Va su Cameli, caricato da Tafuri da lontano. Se lo procura su Cameli e lo batte lui, alla prima da titolare in questo campionato. Fischia il signor Laporta. Su Cameli, la manda alta, non mantiene l'aspettativa, la manda alta qui. Rinvio al fondo, rinvio al portiere che sta là per il Renzolo Piccolo Tarasini. YouTube. Gioca di piazza sul rinvio dal fondo. Palla per Zerillo. Ritorna da di piazza. Può salire ancora col baricentro alto del Monreale. Cannata. Buona qui l'uscita, palla al piede, si sgancia bene e smissa girando sui lati dalle parti di Oliveri. Cannata, lancio lungo, tenta di impostare. Gran palla precisa, perfetta per Procida che lascia salire così il suo numero 7 Vitale. Traversone sul secondo, troppo lungo dove non c'è nessuno. Solo Tafuri arriva a prendere e bloccare. Alessandro Marino. Appoggio riuscito verso Francesco Arena. La palla che termina fuori, su Cammelli non gestisce. L'ultimo tocco è del 9 del Monreale, rimessa laterale che sarà in favore del Renzolo Piccolo Tarasini. Rimessa lunga, salta a vuoto Marino, la palla arriva a Burgio. Burgio ancora gestisce, ora uscita, ha toccato per ultimo, è rimessa laterale quindi per il Città di Monreale. Marino Rizzo. Richiesto Manno su questa palla. Tafuri, vediamo se accontentare la richiesta di Rizzo. Gioca proprio lui da lui, Gianmarco Rizzo. Marino, errore su questa reimpostazione, poco concentrati in Monreale nell'uscire con la palla a tre piedi. La rimessa laterale per il Renzolo Piccolo Tarasini qui. Circa la mezz'ora, a poco più di 15 minuti più lento la recupero alla fine del primo tempo regolare. 0-0 fin qui, senza particolari occasioni da gol. In cui tanta gestione, non particolari interventi dei portieri o avanzate offensive. Tanta gestione fin qui. Occhio alla palla in mezzo, vuole lavorare la Burgio. Rizzo non si lascia superare così, c'è un fallo commesso ai suoi danni. Fallo in attacco commesso da Burgio e di Rizzo su una trattenuta giudicata irregolare da parte dell'arbitro. Sarà calcio di punizione dall'area di rigore per il Città di Monreale, per Giuseppe Tafuri. Tusa o vassallo Manno, occhio all'incomprensione qui, sta calando un po' di concentrazione negli ultimi 2 minuti il Monreale su 2 uscite leggermente errate. Qui la rimessa laterale però è bianca, vedremo l'altra gestione. Manno di Stefano anticipato, l'ultimo tocco è giallo, dice il signor Laporta, ha toccato Ancione per ultimo. Manno Grimaudo di testa da vassallo che si infila. Occhio la palla dentro su Camelli, vorrebbe arrivare all'anticipo. Viene scortata qui l'uscita di Piazza, che arriva grazie all'aiuto anche di Oliveri. Blocca su questo tentativo di imbucata da parte di Sucameli. Di Piazza rischia qui, la palla arriva da Oliveri ancora. Pressato e la palla scappa via. Funziona la pressione del Monreale. Rimessa laterale per la squadra ospite. Vassallo. Arena si aiuta con un braccio, l'arbitro dà ragione alle proteste del Terrasini e calcio di punizione per i padroni di casa. Calcio di punizione dei Terrasini. Lancio lungo di Cannata
a cercare i reparti offensivi, trova solo la testa però di Manno, e ora Vassallo, bene col tacco preciso per Vitale, che vuole mettere giù un numero, giocata, riesce bene, Vassallo apre a sinistra, riflette ancora qui Procida, non riesce nella giocata, palla fuori misura rispetto alla richiesta del compagno che ci sovrapponeva, sarà rinvio dal fondo per il Città di Monreale, Contafuri che gioca dentro la propria area di rigore da Umberto Marino, e ora Marino lancia di Stefano, sotto può anche girarsi, lascia 2 tocchi per Grimaudo che arriva con forte velocità e la palla torna ora per Cannata, occhio al filtrante, Marino buona lettura, Manno se la trova lì e manda via. Palla allontanata, arriva Cannata che va a fare il centrocampista giunto ora, appoggio, Ancione vuole chiudere il triangolo sull'esterno, Manno chiude un altro anticipo e Ancione lancia un po' sulla lotta tra Vassallo e l'avversario. Vinto però dal Monreale, Tusa, bene, scende in mezzo a 2, Grimaudo può approfittare di questa palla, vuole sterzare, Zerillo mette il corpo, Grimaudo in buca, fuori gioco, segnala l'arbitro, segnala fuori gioco sul taglio di Sucameli. Palla che torna a Renzelo Piccolo, su una buona giocata di Grimaudo che ha servito forse però un tempo di gioco oltre questo pallone, permettendo a Renzelo Piccolo di riconquistare la palla sul fuorigioco in posizione di partenza di Sucameli. Ancione. Si gioca e si va. Alaimo cercato, Manno, altro anticipo, grande avvio di gara per Gabriel Manno, la prima titolare. Era subentrata a gara in corso nella prima stagionale contro il Ribera. Si era messi in mostra per delle buone coperture. Oggi fin qui in questa prima mezz'ora grande partita, attenta per Gabriel Manno. Qui fallo su Grimaudo e calcio punizione che sarà per il Città di Monreale. Calcio punizione Monreale, la posizione a Medio Vassallo, pronto ad andare alla ricerca dell'aria o anche nella giocata verso Tusa che non è lontano da lui. Vassallo indica un movimento, l'arbitro fischia, palla che arriva in aria ma viene tolta bene così dal destra Renzolo Piccolo che ora prova a ripartire, spingendo sulla destra, è veloce Giovanni Vassallo, l'aspetta Manno che tocca bene Gabriel Manno, altra buona lettura, ottimo posizionamento qui, si fa trovare sulla linea diagonale di questo passaggio, chiudendo l'anticipo, chiudendo la linea di passaggio. Arena, messo giù sotto gli occhi del signor, la porta non c'è fallo, Ancione allarga tutta, Laimo controlla, mette giù al limite, gioco di gambo, vuole portarla sul destro, Laimo, occhio allo strappo, devo andare sul primo, è la prima conclusione, almeno rivolta verso lo specchio della porta, rinvio al fondo per il Monreale. Cercato la porta Laimo, non trova però lo specchio qui, invio dal portiere. Rizzo, Tafuri, Vassallo, Tafuri, pressa timidamente Vitale, occhio che sale la pressione del Terrasini, Manno prova a uscirle, a tenerla, arriva a velocità Grimaudo, Zerillo copre in anticipo, preso forte in maniera troppo focace da Grimaudo, secondo il direttore di gara, c'è fallo dell'8 bianco sul 5 giallo, fallo commesso da Grimaudo su Zerillo e calcio di punizione in favore del Renzolo Piccolo Terrasini. Vassallo, Ancione, Zerillo, giro palla Terrasini, 9 minuti al 45esimo, minuto numero 36, 9 più recupero alla fine del primo tempo. Qua allora l'arbitro si ritiene opportuno assegnare minuti extra, fin qui nessuna perdita di tempo, partita pulita, scorrevole, un piacere essere qui ad assistere, un onore essere qui ad assistere e commentare, tenervi compagnia. Per chi ci segue da casa, vedo più di 40 spettatori live, un saluto a tutti chi ci segue da casa e sostenere il progetto LTV La Voce del Campo. Anzi vi invito anche a supportare il canale, basta mettere un'iscrizione, un like al canale, seguiteci anche sui canali social, su Instagram come LTV, compariamo. È rimessa laterale per il Città di Monreale.
gioca dietro verso Rizzo, Amedeo Vassallo, prova ad impostare lui verso Giuseppe Tafuri, Tafuri Marino, gestione città di Monreale, senza fretta, senza voglia di forzare questa salita, si affida al giro palla con Tafuri che fa il difensore aggiunto nell'ultima linea tracciata la squadra di Mister Maggio. Su Cameli, Tusa torna dietro, Alaimo va in pressione, Tafuri controllo imperfetto, deve ora farla volare più che può, ma la palla arriva di Grida Grimaudo che prova a contenerla con Ancione alle spalle, Marino o Vassallo Manno, ancora non si intendono la granditudine, ma la palla arriva a Tusa, chiamato a impostare, a gestire questo nuovo possesso, fin qui lo sta facendo in ottima maniera. Di Stefano controlla, due tocchi come al solito per Grimaudo che resta al limite, Vassallo, punta Vassallo, destro, sembra essere sulla mano qui di Procida, l'arbitro forse ha visto il volto, è calcio di punizione, l'arbitro era a pochi metri dall'accaduto, lascia proseguire il gioco, concede una semplice rimessa laterale per il Città di Monreale. Di Stefano, appoggia ancora da Manno contenuto la vitale, vuole sventagliare sul lato opposto, palla imprecisa, buona solo per la corsa Oliveri, ma su Cameli va a disturbare, su Cameli in maniera irregolare secondo l'arbitro, commette fallo per tentativo di intervento corpo leggermente arretrato rispetto alla corsa di Oliveri. Questa è la nuova gestione per il Renzolo Piccolo Terrazini che ora spinge a gran velocità sulla destra, occhio al cross in mezzo, troppo per Tafuri, non tocca, l'accompagna via con lo sguardo, il rinvio dal fondo per il Monreale, il rinvio dal portiere per la squadra ospite, senza deviazione, secondo il signor Laporta, corretta la scelta, rinvio dal fondo. Tafuri ha preso i lati da Marino, alla ricerca di Francesco Arena, non sente l'uomo arrivare, Ancione per anticipo, glielo strappa questo possesso, Ancione prova la corsa di Vassallo che è veloce qui, Giovanni Vassallo sterza bene, occhio all'area di rigore, Vassallo dietro per la botta di Burgio deviata, resta lì, un po' di confusione in aria, ora deve affidarsi a Grimaudo e Vassallo, il morale per uscire, lo fa benissimo, lancia Vassallo, palla lunga, esce le palle di piazza, di testa, la manda contesa tra Arena e il difensore maglia numero 6 Lo Bianco. Giovanni Vassallo si allungano ora un po' le squadre in questi ultimi 5 minuti del primo tempo. Ancione, Tusa da dietro, impatta il pallone ma in maniera irregolare, forse l'uscita, il modo di allungare la gamba per andare sulla palla, l'arbitro ferma il gioco alla metà campo e calcio di punizione che sarà per il Renzolo Piccolo Terrasini. Oliveri, Rosse che arriva, occhio alla gamba alta di Burgio, infatti c'è fallo in attacco, gioco pericoloso di Burgio sull'anticipo di testa di Umberto Marino e calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale per un fallo in attacco commesso dall'11 giallo ai danni del giocatore in maglia numero 6 del Monreale. Di Stefano anticipato, ha un'altra chance di Stefano, che soltanto affida a Vassallo, ancora svaria nell'intero prato verde dello stadio Salvatore Favazza. Amedeo Vassallo vuole un numero, non glielo concede, Ancione riesce ad impostare ancora il Terrasini, portando palla per Alaimo, occhio alla corsa di Burgio, Burgio è defilato, Rizzo l'accompagna fuori, va duro sul primo contatto per far sentire la presenza all'avversario che difende. Il Grimaudo, bene qui il numero nel passare Ancione. Francesca Arena, Alessandro Marino, sale il Monreale, controllo imperfetto questo di Alessandro Marino, non riesce a tenerla, rimessa laterale per il Renzolo Piccolo. Resta lunga, Rizzo, di testa va via, Tafuri, un secondo allenatore in campo, carica sempre i suoi.
diciamo, è ben consolidato ormai Giuseppe Tafuri nella squadra. Settimana scorsa prestazione bugiarda per, diciamo, dal risultato tutto bugiardo per Campanella. 6 gol subiti ma tante belle parate. Tafuri ritorna in porta, si mette il posto da titolare, almeno la seconda, vedremo quali saranno le alternazioni, le rotazioni di Mister Maggio. È rimessa laterale per il Terrasini che gioca dentro l'aria. Occhio qui, grande anticipo di Umberto Marino, manda via su Cameli. Di Stefano controlla ma la palla scappa, tornando a rifacere gestione da Giovanni Vassallo e poi da Zerillo che vuole aprire, manda via Mallo. Di Stefano anticipato da Zerillo. Ancora palla bianca, finale del primo tempo. Fin qui reti inviolate in questi primi 43. Rizzo Tafuri orienta sulla destra, tronda la palla non perfetta però di buona gestione per Vitale che l'alza forse in maniera un po' superflua da Grimaudo che riesce a prenderla a farla sua. Bene così Grimaudo su Cameli, entra dentro il campo per far aprire Arena alla ricerca di questa palla. Oliveri tocca, occhio a quello scontro duro, 3-2, il fallo è stato commesso da Su Cameli. Calcio di punizione poco dopo l'area di rigore del Terrasini. Fallo di Su Cameli su Zerillo e calcio di punizione per la squadra di casa. Di Piazza. Lancia lungo di Piazza, vuole Vitale, fallisce il primo controllo, rimessa laterale Monreale. Manno, la palla è sua, vuole giocare in avanti, di testa palla tolta da Procida, in mezzo al campo Giovanni Vassallo, incaricato del palleggio della gestione ancora, trovando bene davanti il senso numero di Ciancione. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto, nell'ultimo giro d'orologio per questo primo tempo regolamentare. Vedremo se arriveranno comunicazioni su eventuale recupero. Fin qui nessuna particolare perdita di tempo, gioco scorrevole, liscio, fluido, rimessa laterale per il Terrasini. C'è a terra ancora un giocatore, c'è a terra ancora Vitale, si rialza ora. Lungo linea Procida a cercare Burgio, la palla passa, la palla esce, Vitale in area di rigore, vuole la palla a rimorchia, Arena tenta di spazzare, si alza a campanile, la Tafuri che deve uscire con i pugni, forse colpendo anche il suo compagno Rizzo. Fatto sta che Morale ne esce, 45esimo, segna il cronometro, occhio alla ripartenza di Arena, Zerillo senza paura, senza mezze misure, dritto sul pallone, arrivando in anticipo, prendendo un colpo di Arena. Partita iniziata in gran modo per Zerillo, con coraggio e personalità, senza paura di affondare quel colpo. Si prende un altro calcio di punizione importante. Quando siamo al 45esimo e 20, 20 secondi oltre il primo tempo regolamentare, non abbiamo ancora comunicazione da parte dell'arbitro sull'eventuale recupero. Guardi il cronometro, ma ancora lascia giocare ancora, mentre non può bastare così, senza recupero all'intervallo sullo 0-0. Terrasini Monreale, un primo tempo che non risulta ricco di emozioni sotto porta, ma tanta gestione, tanta attenzione ai dettagli. Ci sentiamo tra poco, appena inizierà il secondo tempo di gara per la seconda giornata di prima categoria palermitana siciliana.
Pronti per ricominciare, pronti per riprendere. Ci eravamo lasciati dallo 0-0 del primo tempo, pronto a fischiare il signor Laporta. Fischia per la prima volta e si comincia quindi con il secondo tempo della seconda giornata di prima categoria girone A tra Terrasini e Città di Monreale, con la prima palla ritrovata da Vassallo che va sulla di destra. Occhio alla corsa, ci sono i due cambi a primo tempo, ve li segnaleremo durante la partita. Non abbiamo visualizzato bene, identificato il numero sulla maglia, ve lo comunicherò io a gara in corso. Marino allontana, manda via, quindi doppio cambio solo nel Monreale. Sostituisce solo Mister Maggio, cambia due interpreti. Terrasini che resta invariato, i stessi giocatori del primo tempo. Un attimo che torniamo, datemi qualche secondo. Qualche secondo e ci risiamo. Un secondo solo, ritorniamo in diretta. A pieni ritmi, perfetto. Possiamo ritornare perfettamente in gara con il Monreale che entra dentro l'area di rigore. Palla tolta, sarà calcio per il Città di calcio d'angolo in favore del Città di Monreale. Dalla bandiera di destra lo si presenta Amedeo Vassallo per mettere la palla dentro. Pronto il capitano a giocare in area di rigore. Cross sul primo palo, salta, una palla viene tolta, occhio al limite, fallisce l'impatto col pallone. Qui il giocatore maglia numero 14 sembra essere Zummo del Monreale. Sì, è lui Zummo, uno dei due subentrati dalla panchina. Occhio alla corsa al contropiede del Terrasini. Burgio gira, allarga tutto verso Giovanni Vassallo che imposta andando sulla sinistra, gran palla perfetta. Il controllo di Alaimo permette al Terrasini di salire ma anche al Monreale di tornare. Alaimo rallenta un attimo, scarico servito dalle parti di Ancione, protagonista di un gran primo tempo come tutto il metacampo, il centrocampo del Renzolo Piccolo Terrasini. Fin qui la partita, la battaglia si sta giocando proprio in quella zona, al centrocampo, sugli scontri, sui duelli. Occhio lì, cross dentro, la toglie, la manda via bene Umberto Marino che è attento in area di rigore. Arena mette giù una palla complicata, rischia, regala questo per Vitale che poi prova ad andare in porta. Prima occasione da gol di questo primo tempo, ci ha provato Vitale su un regalo di Arena, comunque su un errore di Francesco Arena. E il rinvio dal fondo che sarà in favore del Città di Monreale per Giuseppe Tafuri. Mentre è pronto un cambio anche nel Renzolo Piccolo Terrasini. Ecco che andiamo nella zona della sostituzione. Fuori Alaimo in maglia, fuori Burgio, perdonate, in maglia numero 11, dentro in maglia numero 17 Giuseppe Pizzo. Cambio nel Renzolo Piccolo Terrasini, ufficializzato. Quindi torniamo lì dove c'è il pallone tra i piedi di Giuseppe Tafuri. Prizzo, postazione dal basso per il Città di Monreale. Tafuri lancia, non arriva a prendere la Zummo, c'è però disponibile la giocata alla sponda vincendo sul lato di destra, mentre corre Manno con la palla tra i piedi, tenta di andare in aria. Grimaudo accusa un colpo subito, per l'arbitro non c'è niente, c'è Grimaudo ancora a terra dolorante e quindi palla gialla. Ancione per la prima palla toccata da Giuseppe Pizzo. Ricomincia e la gestione è comoda da Tafuri che non riesce però a lavorarla benissimo. Alessandro Marino manca il primo controllo, preferisce allontanare il problema mandandola sulle male minore, rimessa laterale per il Renzolo Piccolo Terrasini. Ancione si sgancia Arena a contrasto, gestisce bene Ancione sullo scarico servito dal suo numero 6. Arena in anticipo, chiude, Marino gioca da Grimaudo, bene qui la sponda, Vassallo protegge, gestisce, lavora la nuova costruzione di Città di Monreale senza fretta, con calma, affidandosi così al possesso, alla ricerca degli spazi creati al fine di evitare di forzare la giocata. Fallo commesso ai danni di mano e calcio in missione per il Città di Monreale. Rizzo, Gianmarco Rizzo
corre Rizzo con la palla a 3 piedi, vuole Grimaudo, controllo orientato e si gira, mentre Naduri sopra allarga tutto per Sucameli che deve puntare ma trova davanti a sé un gran contrasto deciso da parte di Oliveri. Rimessa laterale, se a primo tempo il gioco si è concentrato di più sul lato opposto ai nostri schermi, in questa ora seconda versione di gara riusciamo ad addentrarci ancora meglio dentro il gioco, essendo che si sviluppa maggiormente sulla nostra faccia, ma chiaramente il calcio non si può calcolare. Vedremo che piega prenderà questa partita, cosa avrà in serbo per noi questo secondo tempo di gioco di questa seconda giornata di prima categoria siciliana Girone A. Con il Terrazzini a un punto dopo il pareggio col Marsala per 2-2 la prima giornata di campionato. E il Monreale a 0 dopo la sconfitta per 4-6 con Ribera 1954 tra le mura casalinghe del Comunale Concadoro di Monreale. Marino sicuro sull'anticipo, ma c'è fallo ai suoi danni, senza paura Marino, qui subisce un colpo, si scusa Laimo per la botta rifilata e calcio di punizione per il Monreale. Manno, gran controllo col petto, orienta pure, poi si perde però con il pallone che resta su quella posizione. Occhio che c'è Manno a terra, l'arbitro non vede e lascia proseguire il gioco così, quindi il Monreale alla ricerca di Sucameli, non trovato, questa verticalizzazione un poco forzata porta al possesso del Terrasini su questo rinvio dal fondo al 6 minuto e 30 del secondo tempo di gara. Ancora a rincuorare i suoi Tafuri dalla propria porta. Gestione, lo bianco di testa Vitale, buona andare dalle parti di Alaimo e ora occhio all'avanzata sul lato, palla forte di Giovanni Vassallo, non può andare a trovare il suo numero 8, dosa male la potenza sull'impatto, pericolo scampato per il Monreale, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per Peppe Tafuri. Invita i suoi a salire, fa alzare il baricentro. Tafuri, rinvio dal fondo. Lancia Tafuri. Vuole andare all'altezza della metà campo d'Arena che tocca, la palla arriva su Cameli, abile nel mettere il corpo, ma va giù sullo scontro. Qualche scintilla. 3-2, ma la palla arriva in avanti con la gestione del Renzolo Piccolo. Duro, ancora Rizzo a contrasto, va giù. Bravo qui Rizzo a strappare il pallone, subire il fallo e prendersi questo calcio di punizione per evitare l'avanzata dei padroni di casa. Gioca Tafuri, rischia qui, sbaglia sul lancio, la palla torna per il Terrasini ma per poco perché il Monreale riconquista subito il possesso sul doppio scambio tra Grimaudo e Amedeo Vassale. Eccolo qui Grimaudo, porta palla, può puntare, allarga con i tempi giusti verso Zummo. Gioco di Gambert, tentano un dribbling. In due riconquistano il possesso i ragazzi del Terrasini con una pressione altissima di Zummo che riesce a tenere lì il pallone e anche su una gestione dei suoi compagni. Altro cambio a Renzolo Piccolo. Ho detto all'intervallo ci sono stati 2 cambi nel Monreale, errore mio, devo rettificare, un solo cambio è Zummo nelle città di Monreale che ora manda a scaldare Ferreri, manda a scaldare un difensore, uno dei titolarissimi, anche Gabriele Gennaro, Mister Maggio, mentre ufficializziamo il cambio. Esce in maglia numero 7 Vitale. Vi comunicherò a gara in corso, no, entra Pizzolato in maglia numero 15, quello posso dirlo. Fuori Vitale, dentro Pizzolato nel Renzolo Piccolo Terrasini al 54esimo. Manda Viancione, Vassallo manca il tocco col pallone, palla un po' lunga dove deve arrivare prima Marino e riesce ad arrivare puntuale su questa palla. Zerillo, palla tolta di testa, ritorna da Amedeo Vassallo. Sul nuovo recupero la palla arriva navigando sulla linea laterale verso Manno, Vassallo ancora, deve uscire da lì, torna un attimo dietro, gestisce, ragiona, ma non arriva Arena, poco pronto su questa palla, ma va subito a rimediare, a mettere una pezza. La palla torna a 3 piedi del numero 10 Francesco Arena, protagonista vero di questa squadra, doppietta alla prima in campionato.
Si gioca ancora, contatto che lascia proseguire l'arbitro per la regola del vantaggio che si concretizza. Grimaudo, ripartenza Monreale, va in avanti così con Grimaudo, allargando tutto sui lati. Zummo, in mezzo c'è Arena, prima però si va da Sucameli che si va a centrare per entrare più dentro il gioco. Sucameli, destro da fuori, colpito il giocatore in mezzo al campo, forse proprio Di Stefano che è stato colpito su questa palla. Il Renzolo Piccolo Terrasini può provare un'altra uscita al 10° esatto del secondo tempo. Giovanni Vassallo mette il corpo, Marino commette fallo secondo l'arbitro e calcio di punizione per il Terrasini. Gioca veloce, almeno prova a giocare veloce qui Cannata. È da rettificare l'esecuzione, da rettificare la posizione di battuta e calcio di punizione che sarà per il Renzolo Piccolo Terrasini. Ancione apre sulla destra, sulla direzione di Oliveri che sale. Vassallo, Rizzo alle spalle, ancora duro sul primo contatto, ma la giocata arriva comunque. Oliveri resta lì, Oliveri vuole metterla dentro, occhio all'inserimento di Alaimo, in maniera però irregolare, in maniera leggermente pericolosa, giudicata dall'arbitro, che ferma il gioco e calcio di punizione già battuto, dove il Morale però non riesce a gestire. Ora subentra un po' la fretta per la giocata per entrambe le squadre, una voglia di sbloccare questo risultato, però la fretta potrebbe essere un'arma a doppio taglio su certe giocate che possono andare fuori controllo. Occhio qui, Vassallo si abbraccia con Pizzo, non c'è niente, si gioca, si continua ad andare. Ha visto un doppio contatto, quando l'arbitro non ferma il gioco. Zummo arriva al limite, gioca dentro, imbucata per Grimaudo che parte in offside secondo l'arbitro, grande occasione per il Monreale. Solo il fuorigioco può formare qui Grimaudo. Palla che torna a Renzolo Piccolo su una buona salita del Monreale. Di Piazza, prende qualche secondo, vuole far salire i suoi. Lancia Di Piazza va a lungo a cercare i suoi centravanti. Di testa ancora attentissimo Umberto Marino. Vassallo, onnipresente in ogni zona del campo, tacco nell'osserzare, trova bene qui Zummo, ma si lascia strappare questo pallone. Si gioca ancora, tentato un'imbucata, Tafuri esce, la palla è sua, blocca Peppe Tafuri. Vuole vederci chiaro su dove andare Giuseppe Tafuri, Marino fa salire la propria difesa, lancia a lungo il portiere Di Stefano in mezzo a due, non riesce a prenderla, altro doppio anticipo, tocca con un braccio Vassallo ed è calcio di punizione per il Terrasini. Calcio di punizione Renzolo Piccolo Terrasini dopo un fallo commesso da Medio Vassallo. A battere va lo specialista delle palle inattive, si presenta ancora il 10 Ancione. Ogni palla inattiva è sua. Ancione apre sui lati, di testa la palla è diretta ai limiti dell'area, ma Manno anticipa, Di Stefano tocca, Vassallo vuole andare da Grimodo che si va a scontrare duro con il difensore, il maglia numero 4 Cannata, e lo bianco torna dietro, Di Piazza Cannata, l'uscita dal basso del Terrasini, si prende per un rischio di troppo e quindi Grimaudo su Cameli, sale pure Arena, palla per il 10 del Monreale che prova ad andare dentro, anticipo di Zerillo, chiude benissimo questa diagonale sull'anticipo chiudendo la linea di passaggio ed è calcio d'angolo, occasione per il Città di Monreale. Arena prova a mettere la palla in mezzo, ancora Zerillo a confermare un'ottima prestazione oggi in questi primi 59 minuti di gioco, vicini all'ora di gara, vicini al 60esimo. 0-0 ancora, una partita che è dura da sbloccarsi. Arena va dentro, salta Rizzo, non impatta. Ora vuole lavorare questo pallone su Cameli, danzando sulla palla, cercando lo spazio per una giocata che ancora non arriva, ma riesce a conquistarsi un calcio di punizione sull'intervento fuori tempo del difensore avversario. Calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale. Batterà Francesco Arena.
il 10 di mister Sergio Maggio. Sistema la barriera il signor Laporta. Tra pochi secondi arriverà il suo fischio. Sessantesimo esatto ora, è passata la prima ora di gioco. Arena dentro con i pugni di Piazza Lontana. Zummo mette giù. Controllettino fermato dall'uscita senza paura di pizzolato, ma resta ancora davanti il Monreale. Zucameli vuole la profondità. Va dentro! Arriva il gol. Il gol dell'1-0. Zucameli serve l'assist. Al ritorno in campo per il gol di Grimaudo che vale l'1-0 per il Città di Monreale. Si sblocca dopo un'ora esatta di gioco la partita. È arrivato il gol della formazione ospite. Buono qui lo sviluppo della palla inattiva con Zucameli che riesce ad avere lo spazio sulla profondità, mettere la palla in mezzo. Buona per l'inserimento di Grimaudo che segna il secondo gol in 2 partite. Grimaudo anche oggi a timbrare il cartellino, anche ora a trovare il gol che vale l'1-0. Terrasini 0, Monreale 1. Zucameli serve l'assist, Grimaudo finalizza. Cambia dopo un'ora il risultato, si è fatto attendere un po' questo gol. Arriva in una fase di gara delicata. 1-0 Monreale, si sblocca la partita dopo un'ora. Mentre c'è cambio sia nel Terrasini che nel Città di Monreale. Pronto a entrare in maglia numero 18 Ferreri, quindi mette un difensore solido, mister Maggio. Al posto sembra essere di Alessandro Marino, è così, fuori Alessandro Marino, dentro Toti Ferreri nel Monreale, mentre fuori Ancione nel Terrasini, al suo posto dentro in maglia, vediamo di riconoscere tra qualche secondo, vedo fuori Ancione il cambio ufficiale. Tafuri mantiene alta dalla concentrazione dei suoi, cercando di caricarli dalla porta. Sembra essere maglia numero 19 Danno, non vorrei dire una bugia, me lo accerterò meglio nei minuti successivi. Un attimo che torniamo, ci siamo, andiamo in assetto la gara. Cambia il risultato quindi, come già detto, gol di Grimaudo che decide l'1-0 il vantaggio momentaneo delle Città di Monreale. Renzo Lo Piccolo, Terrasini sotto, ora gol che cambia inevitabilmente l'inerzia di questa partita. Rizzo esulta qui, si caricano Tafuri e Rizzo, il rinvio dal fondo, c'è un gruppo ben compatto, c'è voglia di far bene in questa stagione per la squadra di mister Sergio Maggio. Occhio, rischia Vassallo qui con un inciampo sul pallone, poi abile nel pulire. Chiama un altro cambio mister Maggio. Vassallo, avendo una lunga rosa a disposizione, motivo e punto del dibattito, del discorso a fine partita settimana scorsa, proprio questo fattore della lunghezza della rosa della squadra di Monreale, con a disposizione 11 titolari in campo e altri altrettanti ad entrare, a subentrare dalla panchina. Come si può vedere oggi già è un piccolo anticipo di ciò che saranno le numerose rotazioni durante il campionato, avendo dei giocatori validi sia in campo dal primo minuto che dalla panchina poter subentrare. Mister Sergio Maggio può affidarsi anche a più sostituzioni durante la partita. Palleggio Monreale, Vassallo, Gianmarco Rizzo. Ora si apre a sinistra dopo l'uscita dal campo di Marina e l'ingresso di Ferreri. Occhio qui, gran palla, Grimaudo! Grimaudo ne ha segnato un altro ancora! Grimaudo tocca 2 palloni in area di rigore, li trasforma entrambi in gol. Terrasini 0, Monreale 2. C'è un rosso intanto. Rosso mentre arriva il 2-0 del Monreale. Cambia inevitabilmente la partita, ora doppio vantaggio Monreale con il Terrasini che arriva in 10, espulsione per Procida, ma Grimaudo trova il gol della doppietta. Altra occasione, questa volta l'assist parte dai piedi di Gianmarco Rizzo che esulta con i suoi in tribuna, esulta verso la società monrealese qui sugli spalti. 2-0 Monreale, il raddoppio di Grimaudo, 3 gol in 2 partite all'interno della nuova squadra. C'è intesa, c'è un bell'ambiente nella squadra normanna. 2-0 Monreale, in 10 il Terrasini, partita che si mette in salita ripida ora per i padroni di casa, sotto di 2 gol, sotto anche di un uomo. Grimaudo fin qui la decide.
2 gol nel giro di 4 minuti segnati dal Monreale. Blackout nel Terrasini che può costare tanto sull'esito finale. 2-0 su Camelli. Ora vuole approfittare di questo momento della partita, ma arriva una buona chiusura di Oliveri e la palla arriva poi ad Arena Di Stefano e gira dietro, non c'è fretta ora di affondare, può affidarsi alla gestione verso Gabriel Mann a 25 dal 90esimo. Ferreri, lancio lungo, troppo lungo, non arriva su Camelli e rinvio dal fondo per il Renzolo Piccolo Terrasini. Rinvio dal fondo in favore del Terrasini. Vuole uscire dal basso il Renzolo Piccolo, si affida a Gaio, è maglia numero 13 entrato, quindi arriva la conferma. Gaio è subentrato al posto di Ancione qualche minuto fa. Tafuri, gioca la palla, c'era lui. Giuseppe Tafuri non ha fretta di giocare, attende la pressione, aspettando uno spazio. Qui la tiene forse un po' troppo, ma può giostrarla bene servendo Umberto Marino. Si prende la briga di uscire con la palla a 3 piedi. Bene così Marino, se la libera verso Arena torna dietro, scarico servito. Ferreri apre, Manno sulla corsa la vorrebbe Zummo. Ora è inevitabile che ci sono più spazi nella di rigore. Mette il corpo qui Cannata in maniera irregolare secondo l'arbitro su Zummo. C'è anche giallo per Cannata, mentre Capitan di Piazza va a colloquio con l'arbitro per cercare di trovare maggiore comprensione sulla gestione dei cartellini del signor Laporta. Dopo il rosso per Procida, subito dopo il gol subito dal Terrasini, sarà volata qualche protesta troppo accesa nei confronti dell'arbitro. Ora giallo che arriva anche per Cannata su questo fallo rifilato ai danni di Zummo. Andrà a battere Francesco Arena. Occhio, Grimodo si smarca, la palla arriva proprio da lui ma non arriva ad impattare. Ora al limite, Vassallo salta più in alto di Pizzolato. Palla alta ora, Ferreri disturba in maniera irregolare, commette fallo Toti Ferreri, calcio di punizione per il Renzolo Piccolo Terrasini. Altro cambio nel Città di Monreale, sembra essere il momento dell'ingresso in campo di Gabriele Gennaro. Fuori Di Stefano, dentro Gennaro. Non sembra essere un grande stravolgimento dal punto di vista tattico. Fuori un attaccante per un altro attaccante, forse nell'utilizzo può cambiare il ruolo qui dell'attaccante, con Di Stefano che si posiziona sempre spalla alla porta sul lavoro richiesto e commissionato al suo allenatore. Dentro Gennaro che è un attaccante amante del giocare rivolto verso la porta, anche amante del dribbling e delle giocate eleganti. Mentre altro cambio nel Terrasini, fuori Cannata. Comunicheremo che è entrato al suo posto. Un attimo che segniamo tutto. Marino sporca questa palla, Pizzolato. C'è la Grimaudo ora che sterza su Zerillo, non sullo bianco. Occhio, qui si prende un rischio superfluo Giovanni Vassallo. Grimaudo che la strappa vicino al duello numero 8. Palla per Gennaro. Come è scappata, perdonatemi. Quanto sta che era fuori gioco. Fuori gioco di Gabriele Gennaro, indica il signor Laporta. Lo bianco vuole andare degli attaccanti, salta bene Manno, anche lui attento
in ogni sua giocata, protagonista di una prestazione piena di concentrazione, di tanta quantità. Vassallo, forse un po' fuori misura per Gennaro, che la va in pressione. Zerillo dal portiere di Piazza, arriva la doppia pressione, Gennaro gliela strappa bene, così Gabriele Gennaro che si toglie anche lo sfizio del gol. Il gol del 3-0 ha segnato Gennaro dopo un minuto dal suo ingresso in campo. 3-0 Monreale, entra e spacca, entra e segna Gabriele Gennaro. 3-0. Sono bastati circa 60 secondi a Gennaro, che poi si diverte a risultare con la panchina. 3-0 per il Monreale, gli ultimi 20 minuti ora avanti di 3 per il Città di Monreale. Blackout nel secondo tempo dopo l'espulsione per cambiare inevitabilmente la partita pure. Allunga ancora di più il Città di Monreale. (3-0) al 70° ha segnato Gabriele Gennaro, ed è questo che conferma quanto detto prima, la profondità della rosa di Mister Maggio. E qui può fare affidamento a tante rotazioni, fuori Di Stefano, dentro Gennaro. Gran partita di Di Stefano, una partita ricca di lavoro sporco, spalla alla porta. Al suo posto entra Gennaro, un giocatore che ama puntare, che ama vedere il campo con lo sguardo rivolto verso la porta. Appena entrato va in forte pressione, sulla doppia pressione tra Sucameli e Gennaro. Palla strappata di Piazza e il 3-0 del Monreale arriva sul gol proprio di Gabriele Gennaro. C'è cambio dentro il maglia numero 18 pure nel Renzolo Piccolo. Intanto Vito Pizzo, che si va ad aggiungere a Giuseppe Pizzo nel Renzolo Piccolo Terrasini. 3-0 Monreale dopo 71 minuti e 30, a poco più di 18 minuti alla fine. Amedeo Vassallo non la tiene qui, la palla è buona per il numero 2 Oliveri, gestisce, palleggia, detta i tempi di gioco in mezzo al campo il giovane Pizzolati in maglia numero 15. Apertura per Ventimiglia, anche lui subentrato sulle 3-0. Manno va a scontrarsi, palla che arriva a Ventimiglia, può andare da Pizzolato che tocca indicando l'area di rigore. A voto Vassallo, a voto pure Rizzo. Occhio al tiro verso il secondo, arriva il primo vero grande intervento di Tafuri, che si distende allungandosi il tutto sulla soluzione a incrociare sul secondo palo, partita dal destro di Oliveri. Chance Terrasini per provare a dimezzare le distanze e rientrare in partita. Tafuri risponde presente in maniera concentratissima, allungandosi in massima estensione sul secondo palo, quello alla sua destra. Cross in mezzo, Vassallo allontana. Bene qui ancora Oliveri, trattenuto da Ferreri, l'arbitro lascia proseguire, intervento al limite questo di Ferreri. Gennaro se la viene a prendere questa palla, si ferma e si gira bene Gabriele Gennaro a lottare contro Ventimiglia. Gennaro numero, lo salta secco ancora, lascia dietro gol del tacco, si è salto nel Monreale. Sucameli vuole andare in area, Di Piazza può bloccare, blocca Di Piazza. Pizzo, lungolinea da Oliveri, e ora si abbassa anche un po' la concentrazione nel Terrasini. Errore dettato proprio da questa mancanza, è rimessa laterale per il Città di Monreale. Francesco Arena, Rizzo, autore dell'assist sul secondo gol di Grimaudo, sulla doppietta di Grimaudo l'assist a referto entra sotto nome di Gianmarco Rizzo. Tafuri, Arena, apre tutto per Gabriel Manno. Cercato Zummo, Zerillo ancora, protagonista di un'attenta partita oggi, tra i migliori in campo del suo Terrasini e per mio anche il migliore in campo. A seguire questa gerarchia possono esserci Giovanni Vassallo, Ancione. Occhio all'imbucata dentro, va giù Grimaudo, non trova lo specchio della porta, non trova la tripletta Grimaudo. Rinvio dal fondo. Arena. Ci prova Arena da fuori, inclusione che termina alta in rinvio dal portiere. Rinvio al fondo per il Terrasini.
mentre spazio ai nostri partner. Progetto LTV che prende sempre più campo nel panorama siciliano, offerta rivolta alle imprese, alle attività e chiunque voglia sposare questo progetto genuino di LTV La Voce del Campo, che si cerca di collaborazioni, di partnership per lo sviluppo sostenibile della nostra attività. Ma torniamo in campo quando manca un quarto d'ora alla fine, 3-0 Monreale, che dopo il primo gol è riuscito a mettere in una sola direzione la partita, è entrato in campo nel secondo tempo con voglia dei 3 punti. Qui ci sarà lo zampino di Mister Maggio, occhio a Gennari intanto che vuole anche lui provare a ritagliarsi la doppietta. Rinvio dal fondo che sarà in favore del Renzolo Piccolo Terrasini. Di Piazza, esce dall'area verso Pizzolato. Anticipo di Zumo qui, brutto uscita del Terrasini. Pizzolato riesce a rimediare la palla, torna sopra, torna dal 15 che cerca il lancio sulla verticale. Ferreri va in anticipo, buono l'ingresso in campo anche di Pizzolato nel Terrasini, giocatore giovane con personalità, si vede dalle giocate. Fallo però commesso da Zumo, troppo irruento, fogace da Zerillo, che arriva anche pulito in questo contrasto. Calcio di punizione per il Renzolo Piccolo Terrasini. Ah sì, sì, porto inviolato. Si torna a giocare, rimessa laterale che sarà per il Renzolo Piccolo Terrasini. Non vuole subire gol mister Sergio Maggio, e questo ora l'ultimo tassello da mettere in questa partita. Portare a casa la vittoria mantenendo la porta inviolata dopo i 6 gol subiti alla prima giornata. C'è da dire che però l'unica occasione da gol passata tra i piedi del Terrasini è arrivata qualche minuto fa sulla conclusione di Oliveri. Questo anche sinonimo, sintomo di una compattezza difensiva a partire dalla mediana. Su Cameli vuole fare correre Gennaro, arriva a ricevere qui in posizione regolare Gabriele Gennaro sulla corsa di Rizzo, palla lunga, su Cameli disturba, ma Di Piazza va arrivare sicuro sulla presa. Pizzolato si abbassa, la viene a prendere lui, palla Zerillo, Ventimiglia cerca il lancio, non arriva a trovare Alaimo, ma una doppia lettura di Ferreri. Gioco fermo, c'è cambio nel Monreale. Sembra essere terminata la partita di Grimaldo, non vorrei azzardare però una cosa che non è, vediamo se arriva la conferma. Sì, è così, fuori Grimaldo, protagonista assoluto di questa partita, con una doppietta, prima sblocca e poi consolida il vantaggio. Al posto suo entra in maglia numero 13, Corrao, all'esordio con la maglia del Monreale. Corrao, ex Cus Palermo. Rimessa laterale per il Monreale dopo il cambio che ha trovato l'esordio stagionale con la nuova maglia di Corrao. Eccolo qui Corrao, prima palla toccata, prima palla riconquistata per i suoi. Arena, bene qui, grande nello sterzo, Francesco Arena. Trova disponibile Rizzo, Arena ancora, ora in mezzo al campo, sul triangolo chiuso da Vassallo, ma disturbato da Pizzolato. Occhio che Pizzolato è entrato in campo benissimo, forse addirittura meglio di chi ha cominciato la partita per certi versi. Può sicuramente mettere una pulce tra i pensieri del proprio allenatore sulle scelte al primo minuto. Occhio questo passaggio imperfetto, da fuori evita il calcio d'angolo, concede al massimo la rimessa laterale per gli avversari su questo passaggio incerto di Ferreri. Pronto a battere con le mani Vito Pizzo quando mancano poco più di 10 minuti alla fine sul 3-0 Monreale. Ce l'ha il 6 ora,
che difende, Lo Bianco, passi in mezzo a due. Lo Bianco vuole andare sul fondo, ma Rizzo è ancora attento, non abbassa un attimo la concentrazione Jimmy Rizzo. Anche lui, come tutta la sua squadra, protagonisti di una gran partita. Rinvio al fondo che sarà per il Città di Monreale. 80esimo, 10 minuti al termine, più eventuale recupero qualora l'arbitro dovesse ritenere opportuno assegnare minuti extra dopo i 90 di gioco. Tafuri. Amedeo Vassallo. Ritorna da Tafuri mentre si abbassa Umberto Marino, palla un po' debole. Lavora, pulisce questa palla e difende non il Marino ma Toti Ferreri, per errore mio. Vassallo, elegante come il suo solito, su Cameli non ha nessuno alle spalle, si gira e apre sulla corsa di Zummo che può andare in velocità. Zerillo sull'anticipo, rimessa laterale che sarà per il Monreale, come indica qui la mimica dell'arbitro. 14. Perché? Vassallo. Occhio alla ripartenza, va in campo aperto, ci prova Gaio a spingere lunghi ai lati, fermato sulla fascia, fermato e rimessa laterale per il Renzo Lo Piccolo Tarasini. Gioca dietro. Prova a gestire ora la formazione giovane del Renzo Lo Piccolo, subentrata dalla panchina. Un po' in difficoltà sulla compattezza difensiva del Monreale, che dopo i tanti gol subiti settimana scorsa in casa, 6 gol subiti, avrà lavorato tanto, soprattutto sulle palle inattive. Mister Maggio, che oggi trovano una prestazione validissima e il risultato parla da sé. 82 sul cronometro, Tarasini 0, Monreale 3, rimessa laterale per Manno. Vassallo ora gira, si prende la briga di cambiare tutto, un solo tocco, apertura totale per Gianmarco Rizzo. Vassallo alla metà campo, si viene a prendere anche questa palla infermabile, onnipresente in ogni zona del campo. Amedeo Vassallo, sarebbe curioso avere qualche strumento che hanno i ranghi alti delle trasmissioni, sarebbe curioso avere un heatmap per capire quante zone di campo va a occupare Amedeo Vassallo. Ora lancio totale sul lato di destra alla ricerca di Corrao. Si è invertito Corrao, cioè si è invertito Zummo dopo l'ingresso in campo di Corrao. Zummo sulla sinistra, Corrao va a destra, alto. Un giocatore capace, dotato di gran corsa, di spinta. Quindi un giocatore tutta fascia, schierabile sia terzino che anche esterno di attacco di centrocampo, in un potenziale centrocampo a 5 nella difesa a 3. Ex Cus Palermo, Corrao, innesti importante anche lui per il Città di Monreale, come tutti gli acquisti fatti durante l'estate della squadra normanna. Oggi vari assenti a Città di Monreale, tra i due che mi vengono subito alla mente Alessandro Lepre e Francesco Virzì. Assenti oggi in questa trasferta a Terrasini. Gestione Renzo Lo Piccolo, palla smistata da Pizzo lungo il lato di sinistra. Ventimiglia vorrebbe lo strappo, un po' di confusione sul pallone dove Vassallo ne approfitta per andare a prendere questa palla. Vassallo voleva un fallo, è arrivata la chiamata dell'arbitro, accontentato sulla richiesta Amedeo Vassallo. Calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale. Arena passa con la palla a tre piedi, ben Arena, spintonato, strattonato, c'è a lui e apre, sì, là, apre da Corrao che vuole puntare all'avversario, vuole puntare Ventimiglia. Alla persa però, quindi arriva la spinta lungo il lato, c'è un contatto regolare con un giocatore a terra, mentre il gioco non si ferma, si continua a giocare con la palla a tre piedi, vuole impostare Pizzolata, prende tutto a sinistra. Sale il Terrasini sui lati, mette la palla fuori, poi Gaio per verificare le condizioni del suo compagno a terra davanti alla propria panchina. Sarà rimessa laterale per il Monreale che riconsegnerà così il pallone
alla squadra di casa del Renzolo Piccolo Terrasini. Ne approfittano anche per un piccolo cooling break le due squadre. 85esimo segna il cronometro, 5 minuti alla fine di questa seconda partita stagionale per queste due squadre, con il Terrasini che, salvo sorprese e capovolgimenti stravolgenti, resta un punto. Il Monreale sempre più vicino a trovare i primi 3 punti della propria stagione. Testa laterale, Vassallo riconsegnerà il pallone a Renzolo Piccolo Terrasini. Dopo aver messo la palla fuori Gaio per verificare le condizioni di Ventimiglia, ora si riprende. Oliveri, protagonista dell'unica occasione vera da gol del Renzolo Piccolo, dove ha dovuto scaldare i guanti di Giuseppe Tafuri. Pizzolato, tocca, lo bianco, ne esce bene con la giocata, occhio che arriva dietro su Cameli. E poi cercare un lancio, buona l'idea di Lo Bianco, ma c'è una copertura sicura del Monreale, tornando alle parti di Tafuri. Tafuri con le mani. Ora va a mancare sempre di più la grinta nei padroni di casa, sembrano essere un po' in attesa del triplice fischio dell'arbitro. Ferreri, Arena, con alle spalle Pizzolato. Ferreri lancia lungo, Gennaro tocca, indirizza per su Cameli, palla difficile da gestire con alle spalle il marcatore avversario Lo Bianco. La palla che termina sul lato, termina fuori, l'ultimo tocco è stato... Vediamo che indica l'arbitro, ferma il gioco, alzando il braccio per assegnare un calcio di punizione, non un fallo laterale, sarà calcio di punizione su un contatto che c'è suggerito da questa visuale. Gioco fermo, sembra essere fuori gioco di rientro forse dell'attaccante del Terrasini. 3 minuti alla fine, più eventuale recupero anche in questo secondo tempo, nessuna perdita di tempo, partita pulita dal primo minuto fino ad adesso, nessuna giocata sporca, nessuna interruzione. Qui Pizzo che si chiarisce, si abbraccia con Enrizzo sulla maglietta nuova del Città di Monreale dopo l'innovazione, il rimodernamento della squadra ospite. Quasi 3 punti sono per la società e per tutta la Città di Monreale che segue. Mentre c'è cambio. Fuori Manno, dopo 88 minuti di grinta e di corsa, al posto suo in maglia numero 16 entra Ciolino. Fuori mano dentro Ciolino. Umberto Marino. Vassallo si prende un rischio sull'agguato dell'attaccante avversario. Ferreri. Arena si abbassa per impostare sulla regia del Monreale in questi ultimi 90 secondi di partita. Più recupero. Arena. Vassallo disponibile, non più. Pizzolato chiude con le di passaggio, quindi Arena deve giocare forza in avanti su Cameli che si abbassa e sarebbe bene la sponda sulla salita del compagno a destra. Su Cameli ancora, autore dell'assist sul gol dell'1-0 di Grimaudo. Vuole correre, vuole arrivarci Ciolino, non arriva, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere, mentre c'è un'interruzione. Gioco fermo, giocatore dolorante lì sotto la panchina del Terrasini. La fa, dice. Spettacolare. Non ti ho aspettato manco un minuto, poi avanti e viene a fare la giocatura. Gioca ancora fermo, un giocatore giù, da qui non riesco a identificarlo. Resta dolorante a terra a pochi passi dalla linea laterale.
e Zerillo stremato dopo una gran partita, crampi per Zerillo, il numero 5, ho detto qualche minuto fa il migliore in campo, addirittura del Renzolo Piccolo Terrasini. E rinvio al fondo, momentaneamente in 10 Renzolo Piccolo e siamo a qualche secondo dal 90esimo, vediamo quanto si giocherà ancora. È in 9, gioca in 9 il Terrasini, non in 10 perché già c'è stato un espulso. Già un espulso. Dopo il secondo gol, Procida non ha resistito nel protestare. Intanto occhio, su Cameli vuole calare il poker per il Monreale. Apre il destro, ma la palla termina larga di poco, mentre può bastare così. Finisce sul 3-0 il Monreale in trasferta, trova i primi 3 punti della stagione. 3-0, risultato secco per il Terrasini dopo l'intervallo. Entrano i ragazzi normanni, entrano con voglia di portare questi 3 punti a casa. Portano in positiva la differenza di come ci suggerivano qui a pochi passi. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per essere bastati insieme. Restate sintonizzati sui nostri canali. Domani serata di grande sport su LTV, ore 15:30 in diretta Navisi Ilmeri per Sport Palermo contro Mazzara, mentre alle ore 10 dal Centro Sportivo Petro Pisani per i giovanissimi Elite la prima giornata Academy Palermo contro Fortitudo Bagheria. Vi rinnovo i miei saluti, alla prossima. Filippo Alonge, grazie sempre.